Buongiorno, sono Franco Giuseppe Gobbato e vi parlerò oggi di Suor Pasqua. Suor Pasqua è una suora che è stata premiata fra i benemeriti della sanità pubblica. Giuditta Cappellozza, così si chiamava, nasce nel 1885 a Piacenza d'Adige. È figlia di un barcaiolo che trasporta merci sull'Adige, grano e farina, e appartiene quindi a una famiglia di modeste origini. Fin da giovane ha la vocazione di farsi suora. Infatti un giorno, andando con la nonna in ospedale, capisce che quella sarà la sua vocazione, cioè curare gli infermi e aiutarli durante la malattia. Infatti a 17 anni, nel 1903, prende i primi voti presso le Suore della Misericordia di Verona. Nel 1905, dopo aver lavorato all'ospedale civile di Verona, prende i voti maggiori, diventando Suor Pasqua. Nel 1907 arriva a Vittorio Veneto e svolge il suo ruolo di infermiera presso, come strumentista nell'ospedale. Lì impara con gli occhi quelle che sono le mosse e le varie operazioni che vengono fatte dai chirurghi, cosa che gli diventerà utile, stranamente non essendo la sua professione, nel 1917, quando dopo Caporetto, dopo l'ottobre del 1917 Caporetto, il professor Coletti, che allora era capo chirurgo qui all'ospedale di Vittorio, deve abbandonare l'ospedale per seguire la ritirata assieme ai soldati. Lei rimane sola con pochi inservienti e di fronte a quelle che sono le necessità e i feriti che continuano ad arrivare all'ospedale, si vede costretta ad un certo punto a scegliere e a fare una scelta che, come dicevo prima, non è parte della sua professione e come diceva sempre lei, con l'aiuto di Dio, fa delle operazioni, delle vere o proprie operazioni. Ne sono testimoniati quasi una decina fra amputazioni e non solo, perché addirittura riesce a sistemare una mandibola fratturata da un'esplosione, un'operazione molto difficile anche per un chirurgo espertissimo, e riesce a guarire la persona che opera. Quando rientrano in ospedale nel 1918, il professor Coletti viene a sapere da uno degli infermieri di queste operazioni e rimane sbalordito e decide di fare richiesta per far dare la medaglia d'oro ai benemeriti della salute pubblica alla suora. Lei non è presente in quel momento perché il suo scopo è quello di aiutare, e infatti è nella sua stanzetta che sta facendo l'elenco di tutti i medicinali e di ciò che è rimasto. La medaglia e la premiazione avviene nel 1922. Nel 1923 viene chiamata presso il municipio, dove il capo del governo Benito Mussolini la premia con la medaglia d'oro per i benemeriti della salute pubblica. Lì riceve tutti gli auguri e i complimenti da parte di tutte le autorità, compreso il vescovo di allora. Continuerà ad operare a Vittorio Veneto fino al 1957. Nel 1955 festeggia i 10 lustri di attività e finita la sua attività nel 1957 farà per altri 2 anni, fino al 1961, l'infermiera presso l'ospedale elioterapico di Malomocco a Venezia. Nel 1968 Saragat visita Vittorio Veneto e chiede proprio di incontrarla e si complimenta con lei per l'attività che lei ha svolto, attività che fra l'altro
lei ha svolto anche nei confronti, nella Seconda Guerra Mondiale, nei confronti dei partigiani, aiutandoli e salvandoli spesso, ricoverandoli presso l'ospedale di Vittorio Veneto. Morirà nel 1977 e Vittorio Veneto in quell'occasione organizzerà una corriera per i suoi funerali, visto che lei è morta, presso il convento di San Michele Extra di Verona.